Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta. Le note dell'inno di Mameli riempiono il piazzale della stazione ferroviaria di Venezia. È un flash mob notturno degli iscritti dei circoli di Fratelli d'Italia di Venezia, Mestre e Lido Pellestrina per ringraziare le forze dell'ordine ed esprimergli vicinanza e riconoscenza per il loro sempre più complesso lavoro. Noi stiamo lavorando affinché sul territorio ci sia una sicurezza non solo percepita, ma sicurezza reale. Questo lo facciamo tutti i giorni, ma soprattutto grazie anche al decreto sicurezza. Uno dei punti nodali della questione sicurezza, sottolineato a volte dalle stesse forze dell'ordine, riguarda una certa inadeguatezza di alcune leggi nel reprimere i reati. Anche il termine baby gang è un termine sbagliato perché sono dei veri e propri criminali che vandalizzano le nostre città e mettono in sicurezza, tutto attaccato naturalmente, le nostre realtà, e quindi penso che il governo Meloni su questo stia facendo molto. Naturalmente i risultati si vedranno da qui a qualche mese. Al flash mob sono presenti anche i consiglieri comunali di Venezia. Aspettiamo fiduciosi, confidiamo appunto che nei prossimi mesi si possa vedere un miglioramento ulteriore alla situazione. Al rinnovo del Consiglio Comunale non manca molto e qui stasera si tratta un tema tradizionalmente forte in ogni campagna elettorale. Inseriamo di nuovo la sicurezza come nostro primo punto per la prossima campagna elettorale, perché la sicurezza è un bene sociale, è un bene primario, è un bene di cui devono godere tutti i cittadini della città. L'ultimo pensiero rimane comunque a tutti quegli uomini e donne in divisa che quotidianamente svolgono un mestiere estremamente impegnativo. Ogni giorno e ogni notte sono a presidio della nostra città, sulle nostre strade, sotto alle nostre case e davanti alle nostre attività commerciali. E quindi uno slogan potrebbe essere meno paura e più sicurezza.